Moretti contro Zaia, una sfida che piace al mondo dell'economia veneta a partire dall'età piuttosto giovane sia del candidato della Lega che della papabile candidata del centro-sinistra, mentre la rispettiva appartenenza politica pare non sia mai stata così poco importante come lo è oggi. Ai due in corsa per la regione le categorie chiedono di cambiare e presto il Veneto. Non è automatico che uno abbia un'idea migliore dell'altro o dell'altra. Credo però che sicuramente chi ha la voglia di mettersi in gioco con idee innovative può anche vincere. Penso che sarà una bella sfida da vedere, si giocherà molto penso sui temi dell'economia perché anche il Veneto sta soffrendo moltissimo quello che è successo negli ultimi anni e c'è bisogno di un grande rilancio e impulso per una nuova politica economica. Chi si candida a guidare il Veneto dovrà soprattutto favorirne lo sviluppo generale, sottolinea il presidente di Fondazione Nord-Est. La sempre maggiore disoccupazione va combattuta per esempio con la crescita delle imprese. Chi potrebbe avere più capacità in questo tra Zaia e la Moretti? Serve una coesione al di là del fatto strettamente elettorale, anche il giorno dopo chi sarà vincitore, chi sarà sconfitto non può pensare di giocare più la partita del muro contro muro. Il Paese ci deve essere il momento dell'elezione ma poi si governa con responsabilità diverse ma ognuno nell'interesse del Paese, in questo caso del Veneto. Sul tema caldo dell'autonomia della regione va attuata una par condicio tra Veneto e le vicine regioni a statuto speciale. Penso che il futuro governatore si dovrà battere perché anche il Veneto sia nelle stesse condizioni del Friuli e del Trentino e delle regioni vicine.